dei Dreamer Anticipazioni, 10ª puntata, martedì 23 giugno. Sanem sarà gelosa di Jeanne. Jeanne renderà gelosa Sanem. I due, insieme a Arzu, si occuperanno della nuova campagna pubblicitaria che si svolgerà nel giardino di casa Divit. Sanem noterà che la modella Arzu farà apprezzamenti a Jeanne e questa sua attrazione verso il fotografo la infastidirà. La modella Arzu inoltre mostrerà anche il suo modo di essere arrogante e maleducata nei confronti di tutto lo staff. Sanem è gelosa al punto che durante il servizio fotografico farà cadere la modella di proposito. Per questo gesto poco carino, Jeanne e Sanem litigheranno ancora al punto che Jeanne non vorrà più parlare con Sanem se non per questioni lavorative. Il rimprovero di Jeanne scatenerà Sanem al punto che lo accuserà di essersi intromesso nella sua vita privata. Jeanne a questo punto deciderà di aiutare il suo amico avvocato e realizzerà una campagna di beneficenza a favore delle donne. Emre trama sempre contro il fratello e si rivolgerà nuovamente a Sanem per far sì che il contratto con un'azienda cosmetica non vada a buon fine. Pertanto Sanem cercherà a tutti i costi di ostacolare il sopralluogo, introducendo un topo nell'azienda per far sì che la casa cosmetica internazionale non scelga l'agenzia pubblicitaria di Jeanne. Infine, i genitori di Leila e Sanem, per saldare il debito contratto, venderanno il loro negozio di generi alimentari ad un sospetto individuo. Prenderanno questa decisione senza rivolgersi alle figlie, pertanto non sanno che Sanem ha già estinto il loro debito grazie all'aiuto di Emre. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Commentate pure, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.